di un piano che è stato iniziato da Antonio Giorgi in 2007 e ne facciamo parte, cioè è stato un lavoro collettivo e oggi abbiamo qualcosa di meno preciso. Se non facciamo le fiche di un piano scorso, erano assai più precise che quelle di oggi. Saremo detta, conosciamo la situazione vera di lingua grossa e non c'è mica piattarsi da vita a un'epoca di piani e cioè essere bravi. Allora, se tu, la Cassino mi pianto, posso andare se tu stai in castello. Ti ringrazio. Bon. D'accordo, ieri è vero. Ieri, giusto appunto. Bon, allora. E stato pratica. Si vede che un piano qui gira assai intorno alla scuola. Ed è una verità, è vera che fuori dalla famiglia, oggi un corso si vada in scuola primaria, in scuola secondaria, appena in liceo e all'università. Ma nel mondo educativo e di formazione c'è una mancanza maggiore. Ne parlate nella Biscia 3, ma di maniera troppo d'accordo. Parlate della generalizzazione della lingua russa all'università e negli istituti di formazione, in tutta l'isola, Univedo, eccetera, eccetera. Bon, cioè sapete che parlate di aggregazione in 16 posti di professori. Cioè sapete che gli organismi di formazione non lavorano mica di stessa maniera che gli stabilimenti scolari, che non ci sono mica professori, ci sono formatori e che il ricordamento non è mica fatto di stessa maniera. Oggi in organismi di formazione lingua grossa non ce n'è mica, o ce n'è poco, pochissimo. Non sta 200, a poco preso, in grosso so 2500 percorsi di formazione pagati dalla collettività territoriale. A non che se non ce n'è una quindicina in due rivaggi un corso, vale a dire forse nei mestieri di servizio alla persona, l'aiuto, forse chi prenderà qualcosa. Fuori di questo non c'è nulla. Allora, noi pensiamo che a nostra stabilisce qui, a nostra stazione qui, c'è un'azione particolare all'organismi di formazione, in dove si domanda l'introduzione della lingua grossa, che non abbiamo noi, non entra un nostro fondamento, l'introduzione della lingua grossa in un percorso di formazione professionale pagato da collettività territoriale, vale a dire che qui di noi abbiamo parlato di un riscatto storico nostro, sul riscatto storico, cioè mette cinesi, i mezzi finanziari, e quando si fa un percorso di a poco preso 600 ore per un apparente di formazione professionale, ci vorrà a mettere in questa persona forse 50 o 60 ore perché così che si scuscia un diploma. Allora, vi domandiamo non so mica se voi avete fatto 4 proposte di amendamento, forse chi conosce la stessa biscia, vale a dire sensibilizzare e comunicare in direzione degli organismi di formazione. C'è una comunicazione di un lavoro di principio, di un cantiere di sacre oggi, perché se non oggi si è fatto nulla in suo dominio. C'è un lavoro di sperimentazione, c'è la rete forse all'anno di bene o forse appena di più, ciò che riguarda un campione di una centinaia di parenti, ciò che si può fare e come si può fare un parere. Posto che non si sono mica professori, come va per formare sia formatori
una chiama agli anteprumate che giungono, che entrano nell'organismo di informazione, o che è il professore, o formiamo il formatore. Cioè la farmacia. Cioè e ne faccio parte, ne parlo nell'andamento, c'è un lavoro a fare con l'università, a Nantaulesimo, on si comunica nell'organismo di formazione, nell'insegnamento generale, si hanno imparare di mestieri, e cioè a lavorare a Nantaulesimo professionale, cioè un pompiere o l'elettricista sapidi umane, come si chiama tale o tale equipamento. Dunque c'è un lavoro maggiore a fare. Allora vedete che è cose di racchetta sono sempre bene, cioè lavorare di più, cioè studiare, ma i buoni ci sono sempre. E c'è un amendamento che per me ha un'importanza maggiore dell'ultimo posto e parliamo qui di tutto il mondo ne parla oggi, è passata la legge qualche tempo fa, c'est le compte personnel de formation. Le compte personnel de formation demande l'enregistramento di un ripertorio, se domani volete fare una formazione tocca ai giovani da 16 anni sino a una persona ritirata, tutto il mondo ha un diritto. Se volete fare una formazione nel vostro conto personale di formazione, c'è lì la formazione che voi scegliete appartiene a un ripertorio e sul ripertorio nazionale, allora qui si può toccare nulla. Ma forse qui Pierre ci ha precisato, forse mi fa vedere qui, ma può andare a scavare più là, perché abbiamo bisogno di precisione, ma c'è un ripertorio di certificazione regionale e quindi c'è la vigilanza di un comitato paritario interprofessionale della regione. Allora, OB, se tu stai assente, a lingua giusta sarebbe che la sia scritta nel suo ripertorio, che sennò sono centinaia di persone che saranno formate tutti gli anni e che non avranno mica il diritto di formarsi nella lingua giusta. Allora, è un detto, abbiamo fatto un giro di un punto pratico e hanno fatto i punti politici sviluppati da sapere. In qualche modo l'ufficio della lingua, tutto il suo lavoro si comunica avanti con una direzione di formazione o di educazione, cioè la traccia maggiore vuole dire l'ufficio della lingua. Vi ringrazio.